Dicevo, arrivati. Oggi è stata una giornata tranquilla. Faticosa comunque, perché 70 km per me sono tanti, anche perché ho tanto peso dietro e c'erano tante salite, poi faceva caldissimo. Però non mi posso lamentare perché la giornata era splendida, è comunque il primo giorno e siamo sempre in Friuli, quindi easy. Il motivo per cui ho voluto fare 70 km in un giorno è che proprio conoscendolo il Friuli volevo superarlo e vedere io, ma anche mostrarvi i posti che non vi avevo già mostrato. Adesso comunque vi racconto la nostra giornata dal comincio. Partenza da Nimis alle 8:30, l'ho presa un po' comoda per salutare mio padre. Dopodiché sono partito subito alla volta di Gemona del Friuli, ma sono passato per Tarcento dove ho salutato Percos che mi ha aggiustato la bici. Arrivato a Gemona ho incontrato un amico che conoscete già, Alberto, e i suoi due figli, Martina e Gabriele. Come potete vedere, Miglio e Mille Miglia contro mano a Gemona del Friuli. Giusto un attimo prima di salutarci. Aspetta, bellissimo. Ciao! Poi ho superato il tagliamento, ho superato quel canale dove una volta sono quasi morto, ti ricordi Stefano? E ve lo racconterò. Comunque, poi ho avuto una rivelazione. Mi sa che ho i pantaloni al contrario, mi fa malissimo il culo già. E poi sono arrivato al lago di Cavazzo. Il lago di Cavazzo lo vediamo proprio al volo, perché ci siamo passati anche durante il giro alla ricerca delle Aganis e ve l'ho mostrato abbondantemente. Sì, ok, giusto, ma posso dire qualcosa anch'io? No. Quindi solamente perché sono passate queste due bellissime paperelle e per chi non ha visto, vergogna, la playlist alla ricerca delle Aganis, faccio una breve panoramica del lago. Poi sono ripartito, ma a un certo punto ho pensato, ma porca ciuffola, e mi sono fermato a mangiare il mio buonissimo panino sul lago. Qui tra l'altro ho rischiato di strozzarmi, per davvero. Quindi sono ripartito come se non ci fosse un domani alla volta del monte più spigoloso del mondo. Guardatelo, quanto è spigoloso? Un po' troppo. Dopodiché ho preso una pera in omaggio e un'altra rivelazione. Sono un po' preoccupato per strie. La mia bici fa dei rumori strani. Ma ho ignorato completamente la cosa e ho comprato uno spazzolino. Infine sono arrivato a Villa Santina. E dopo Villa Santina sembra veramente di essere in montagna, perché ci sono le montagne, ci sono le case di montagna, c'è un campanile storto, anche se non ricordo per quale motivo è storto, poi c'è Enemonzo e qui faceva veramente caldo, quindi mi sono preoccupato per Rosalinda. Dai, bevi anche tu. Poi ancora case di montagna, boschi di montagna, discese di montagna e un pezzo. Velocissimi? Pensavo ci mancasse ancora un pezzo. E questa battuta non poteva fare altro che attirare 5 minuti di sfiga assurda. Mi è caduta la catena della bici. Per abbassarmi mi sono caduti gli occhiali da sole. Per raccogliere gli occhiali da sole mi è caduta Rosalinda e si è spezzata. Non ho parole. Sta male, sta molto male. Detto ciò, mi sono rassegnato al fatto che Rosalinda non avrebbe visto il vento e ho imboccato una galleria un po' particolare perché quando sono entrato era sole, quando sono uscito era nuvolo. E infine sono giunto a Forni di Sotto, quindi sono riuscito a fare 70 km in un giorno. E questo è quanto. Adesso io mangio e lascio la parola a Miglio del giorno 2. Grazie Miglio del giorno 1. Che simpatico mi sta quel ragazzo. Che simpatico mi sta quel ragazzo. Che simpatico mi sta quel ragazzo. Se sta simpatico anche a voi, iscrivetevi al suo canale e mettete mi piace ai video. Adesso vi racconterò il giorno numero 2, quindi quello che è successo da Forni di Sotto a qua. Però lo facciamo in maniera diversa.
sensazioni di sopra. C'era un bel po' di discesa, ma anche salita. Adesso l'obiettivo è il Passo della Maura, il famosissimo Passo della Maura. No, il Passo della Mauria, spero di riuscire a superarlo per pranzo. Scusi, nel cartello c'è scritto che il Passo della Maura è chiuso. No, per andare a Sappada è chiuso. Ah, per andare a Sappada è chiuso. Sappada è chiuso, per Passo della Maura è aperto. Ok. Stri mi preoccupa. Secondo me tra un po' resto senza un pedale. Nel dubbio che arrivi la pioggia, mi preparo coi vestiti anti-pioggia. Se non altro pantaloni e scarpe. La giacca sto un attimo a metterla. Spero solo che adesso non venga il sole, se no suderò come una capretta in fiamme. Sembra che Strie faccia quei rumori solo in salita, il che significa che è vecchia e stanca, quindi la utilizzerò solamente in discesa e nelle salite camminerò. Vi ricordate di Caserarrazzo? Ci siamo passati nel Giro del Friuli e quel passo è stato molto più difficile di questo, anche perché l'ho fatto di notte. Ed è così che siamo arrivati sul lago del Cadore. In realtà non mi sono fermato per via del lago, quanto per una pasticceria che domani mattina incroceremo nei primi 10 minuti della giornata. Però c'è una notizia molto triste, molto negativa. Rosalinda ci ha abbandonati. È volata via col vento durante una discesa, probabilmente perché aveva soddisfatto lo scopo della sua vita, e quindi niente. Ciao. Avevo detto ciao. Comunque mamma, queste uova sode hanno qualche problema. Devo mangiarle col cucchiaino, però sono buone.